Attenzione, tifosi del Napoli! Il mercato dei trasferimenti è in fibrillazione e il Napoli sta pensando a qualche rinforzo importante per la prossima stagione. I retroscena indicano che la dirigenza è concentrata sul rafforzamento della squadra, soprattutto nel settore offensivo. Restate con noi fino alla fine per scoprire i dettagli di questa mossa che promette di scuotere il calcio. Prima, però, sappiate, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna notizia dal Napoli. E ora veniamo al dunque. Secondo quanto riportato da Area Napoli, il Napoli starebbe seguendo da vicino Ange Bonni, attaccante francese di 21 anni che attualmente milita nel Parma. Bonni ha attirato l'attenzione per le sue prestazioni nella Serie B italiana, distinguendosi per velocità, tecnica e fiuto del gol. La dirigenza partenopea vede il giocatore come potenziale sostituto di Giovanni Simeone, nel caso in cui quest'ultimo lasciasse il club in cerca di maggiore spazio di gioco. La trattativa, però, non sarà semplice. Il Parma considera Bonni un elemento fondamentale della propria rosa e non vuole lasciarlo andare facilmente. Inoltre, anche altri club europei hanno mostrato interesse per il giovane talento, il che potrebbe aumentare la concorrenza e gonfiare il valore di mercato del giocatore. Il consiglio di amministrazione del Napoli è consapevole delle difficoltà, ma ritiene che l'ingaggio di Bonni sia un investimento strategico per il futuro del club. E ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Pensate che Ange Bonni sarebbe un buon acquisto per il Napoli? Pensi che il giovane attaccante abbia il potenziale per brillare in Serie A e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione che promette di movimentare il mercato dei trasferimenti nei prossimi giorni.